Per l'IMU siamo d'accordo su quello che c'è stato questa mattina, c'è stato il confronto appunto con il Presidente e deve essere intanto certo l'ammontare e i tempi di riscossione, quindi l'IMU deve diventare una certezza per i comuni, deve diventare sempre di più, nei limiti del possibile, un tributo proprio su cui i comuni possano contare e deve in prospettiva aumentare la quota di tributi propri e diminuire quella che è la finanza derivata per dare più autonomia e maggiore responsabilità agli amministratori locali. Per quanto riguarda la TARES, il nostro auspicio, la nostra azione di conseguenza sarà quella che venga riscritta e che venga ripreso il vecchio progetto del passato governo di unificare e rendere più semplice, magari introducendo quella cosiddetta tassa di servizio, tutto l'insieme di tributi locali.